Dopo settimane di proteste e di lamentele da parte degli abitanti dell'isola di Rinosa che rimasti senza carburante per via della indisponibilità dell'unica pompa di servizio presente sull'isola che per motivi tecnici non è stata ancora collaudata dagli organi di controllo preposti e le lamentele del sindaco Totò Martello e di una vasta campagna stampa che ha dato anche il giusto risalto alle esigenze dei cittadini linosani che già di per sé sono penalizzati, finalmente arriva dalla regione siciliana una buona notizia. Sarà disponibile una nave gratis da Linosa a Lampedusa per fare rifornimento a carico dello stesso ente. Gli abitanti di Linosa potranno infatti imbarcare gratuitamente le proprie auto sul traghetto della Caronte Tourist per raggiungere Lampedusa e rifornirsi così di carburante. Il governo Musumeci risponde all'accorato appello del sindaco dell'isola delle Pelagie, Salvatore Martello, rimasto a secco a causa dei lavori di manutenzione sull'unico impianto esistente che non è stato rimesso in funzione perché mancano alcune autorizzazioni. Con una nota indirizzata alla società di navigazione, l'assessorato regionale delle infrastrutture, guidate da Marco Falcone, invita la compagnia a concedere passaggi gratuiti sulla tratta Linosa-Lampedusa-Linosa per massimo di 8 giorni alle autovetture con conducente che avranno la necessità di fare rifornimento di carburante. Dovrà essere così cura dell'amministrazione locale, scrive la regione, vigilare sul corretto uso dei passaggi gratuiti in questa fase emergenziale e comunicare alla compagnia gli aventi diritto. Su tale decisione arriva il commento del sindaco di Lampedusa Totò Martello, il quale afferma come finalmente dopo settimane di attesa con Linosa ancora senza benzina la situazione si è sbloccata, almeno con un primo intervento d'emergenza. La nostra richiesta di autorizzare il trasporto gratuito delle auto sul traghetto per Lampedusa è stata così accolta. Per 8 giorni le vetture con conducente che hanno bisogno di rifornirsi potranno essere imbarcate gratuitamente da Linosa a Lampedusa e potranno rifornirsi di carburante gratuitamente, potranno tornare a Linosa. L'autorizzazione del trasporto gratuito, continua il sindaco Totò Martello con una lettera dell'assessorato regionale alla mobilità indirizzata alla Caronte Tourist Isole Minori, è arrivata questa mattina. Ringrazio il presidente della regione Nello Musumeci, al quale avevo indirizzato questa richiesta, e all'assessore alla mobilità Marco Falcone per il loro intervento. È evidente, continua Martello, che il problema non si è ancora risolto e che l'amministrazione comunale continuerà a lavorare senza sosta affinché si superino al più presto gli ostacoli che fino ad ora hanno impedito il rilascio dell'autorizzazione al nuovo impianto di distribuzione del carburante a Linosa da parte dei vigili del fuoco chiamati in causa. Ma questo provvedimento va incontro alle esigenze più immediate della cittadinanza.